L'alba di un nuovo giorno in giro per le strade fra Cosenza e Rende. Chiederemo ai passanti e a tutti i commercianti come stanno vivendo questa riapertura. L'alba di un nuovo giorno, finalmente siamo ripartiti, ma come sta rispondendo la città? Come partenza ci siamo, anche se è un po' blando il discorso, che piano piano è un avviamento molto leggero, diciamo, però meglio così che non totalmente chiuso fino al 1° giugno, quindi sicuramente molto meglio, diciamo. Quale difficoltà avete riscontrato proprio per effettuare questa ripartenza? Tranne i costi iniziali che abbiamo dovuto provvedere per poter sanificare il tutto e mettere in quarantena tutto quanto, poi niente, i costi straordinari, ma quelli li sapevamo già, quindi non è un problema. Sì, finalmente ci hanno liberati, è stato giusto ovviamente osservare tutte le prescrizioni nei mesi clou, adesso è anche giusto ripartire, godersi una bella passeggiata, godersi un buon gelato e ricominciare la vita di tutti i giorni, perché adesso ci abbiamo all'estate, la bella stagione, e l'estate vuol dire gioia, vuol dire speranza, vuol dire ottimismo, vuol dire fiducia. Manteniamo la distanza, portiamo dove servono le nostre mascherine, però su, una ventata di ottimismo, dai. Allora, noi qua siamo aperti da circa 3 settimane, ma ancora risultati molto negativi, diciamo, alle aspettative. Come vi siete organizzati proprio per accogliere il cliente in sicurezza? Noi abbiamo messo tutte le predisposizioni possibili e immaginabili disposte dal Ministero della Salute e niente, stiamo aspettando che qualcosa si muova in futuro, speriamo. Allora, in verità io personalmente ho deciso di chiudere, comunque insomma, essendo un fotografo anche con i servizi siamo fermi fino al prossimo anno e giustamente le spese sono tante, mantenere un'attività è difficile. Pensi che in futuro ci si può riprendere? Vabbè, credo di sì. Ora giustamente per quanto riguarda il mio caso spero di continuare almeno come fotografo a lavorare sui servizi in futuro, però è chiaro che adesso è un momento difficile per tutti, un po' tutte le persone non hanno lavorato e sono in difficoltà, quindi credo che i beni, uno ha bisogno delle cose principali, di fare la spesa, di portare del mangiare a casa, insomma. C'ho un po' d'ansia ma sono felicissimo, è pronta a ripartire. Sono felicissima perché perlomeno prendiamo un po' d'aria. Siamo stati chiusi 3 mesi ed è stata dura. Per cui incontrare amici, credo che socializzare sia la più bella cosa che ci possa essere. Come pensi che sta reagendo la città? Ma la città io credo che non stia reagendo male in ordine all'allarme che c'è, cioè nel senso che praticamente sta andando piano sulla normativa, insomma, che c'è, e quindi sta iniziando a capire che si può uscire, però insomma deve avere le accortezze necessarie. Io l'ho vissuta bene perché sono sempre a casa, quindi per me è indifferente. È preoccupata? È preoccupata? No, assolutamente. C'ho la mascherina in mano. Ma lei pian piano ci rimbocca le maniche, cerchiamo sempre di andare avanti nel migliore dei modi. Finalmente ci hanno liberato, possiamo fare shopping, cambiare i vestiti che non ci entrano più, quindi bene, abbastanza bene. E come sta rispondendo secondo te la città di Cosenza? Credo che comunque qui il virus non sia mai arrivato, alla fine la gente esce, le strade sono piene, sicuramente i ristoranti e quant'altro hanno un calo. Allora, sicuramente con molta cautela, rispettando le misure, tutto quanto, perché comunque il virus c'è ancora, però almeno abbiamo una boccata d'ossigeno, possiamo dire, e su questo non ci possiamo lamentare. Comunque siamo una delle città con appunto rischio minore rispetto a tutta l'Italia, quindi se non lo facciamo noi non lo può fare nessuno. Quindi su questo penso sono abbastanza felice di questa situazione. Comunque sempre con le giuste accortezze possiamo fare tutto. Guarda, la città di Cosenza reagisce bene.
stiamo cercando di seguire tutte le linee guida indicate diciamo, dal governo. Dobbiamo bacchettare qualcuno che ancora si ostina a entrare senza la mascherina, però in linea di massima noi ce la stiamo mettendo tutta. Felice, ho fatto un ordine online, non lo posso venire a cambiare di persona adesso. Quindi quell'ansia è sparita, siamo più tranquilli, siamo felici sperando che tutto vada bene. Abbiamo avuto molte difficoltà per quanto riguarda il servizio di tavolo e per questa ripartenza. Pian piano stiamo ripartendo con un po' di difficoltà. Come sta reagendo la città di Cosenza a questa riapertura? La città sta reagendo abbastanza bene, anche se i primi tempi è stato un po' difficoltoso perché la gente giustamente aveva paura, anche se adesso stiamo ripartendo piano piano con i tavoli fuori, servizi al banco. Precedentemente abbiamo lavorato da sport quando ancora non era possibile servire i tavoli e niente, speriamo andrà tutto bene. Il mercato ancora la gente ha paura, cerca di stare attenta, quindi non c'è l'affluenza che c'era l'anno scorso. Devono prendere ancora coraggio, ma penso che nel mese adesso che siamo nel mese di giugno col caldo usciranno e poi si siederanno ai tavoli come era una volta. Come vi siete organizzati a affrontare proprio questa riapertura? No, abbiamo preso tutte le precauzioni che erano possibili con le dovute precauzioni e stiamo aprendo pian piano. No, problemi non ne dovremmo avere, ecco. Secondo me il problema è più per quanto riguarda il nord. Qua il virus secondo me l'hanno solo portato, dobbiamo stare solo attenti quando adesso verranno le vacanze e scenderanno giù quelle del nord. Guarda, le riaperture io purtroppo ti parlo da esercente, siamo riaperti ma purtroppo il calo è molto consistente. Cerchiamo di essere fiduciosi, però c'è un bel calo, ma serio. Come vi siete organizzati per questa riapertura? Senti, abbiamo le distanze sociali anche ai tavoli, come ben vedi se riprendi sono stati anche controllati, abbiamo le giuste distanze. L'utenza, ti ripeto, ancora è molto esigua, speriamo bene, sono fiduciosi. Un mondo che ci vuole più, il mio canto libero, libero, sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, si innalza altissimo, altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, scorretto da un anelito d'amore, libero amore, un mondo che respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nuove sensazioni, giovani emozioni. Diciamo che per noi artisti la situazione è un po' complicata, sono pochi ancora quelli che sono ripartiti, diciamo che questa situazione ci ha penalizzato molto, infatti la maggior parte siamo bloccati e non abbiamo sicurezza su quello che sarà
appunto il nostro futuro. L'ordine viene sempre mantenuto, rispettato, al di là dei piccolissimi e rarissimi episodi di assembramento, però credo che sia anche normale. È un po' più preoccupante la ripresa economica, molte attività ancora non sono riuscite proprio a ringranare. Personalmente invece come stai vivendo questa ripartenza? Avendo rispettato veramente in toto le norme iniziali e avendo fatto quasi 60 giorni di ristrettezze domestiche, adesso la sto vivendo positivamente. In questo momento c'è un'idea di aprire qui a Cosenza, ma in altre 100 città italiane, un'arena cinematografica. Noi abbiamo ipotizzato e stiamo con il comune in contatto a piazza 15 marzo, quindi davanti al Rendano, che potrebbe ospitare sia una proiezione, delle proiezioni cinematografiche che degli spettacoli teatrali. Questa riapertura personalmente non la sto vivendo molto bene perché noi personalmente non stiamo lavorando in quanto faccio parte del settore spettacolo, quindi ancora per noi non è ripartito in realtà nulla. Sei preoccupato? E siamo molto preoccupati perché comunque abbiamo avuto grossi problemi sia nei mesi scorsi che anche nei futuri, in quanto matrimoni, serate nei locali, tutto saltato. Festival sono tutti per il momento bloccati, quindi cerchiamo di stringerci. La città di Cosenza si sta iniziando a muovere, si sta attivando di nuovo, anche se è dura, non è semplice. Come vi state organizzando proprio per al fronte di questa riapertura? Su questo andiamo a toccare un tema molto pesante, perché si sta valutando tante cose. Figurati che si sta valutando anche la situazione di non riaprire, perché le restrizioni che ci hanno imposto a noi come locale sono drastiche. Quali sono le difficoltà che avete riscontrato? Difficoltà soprattutto da un punto di vista economico, perché lo Stato non ha dato nessun sussidio. Sei fiducioso che un domani effettivamente si possa ripartire? La fiducia è l'ultimo a morire. C'è tanta voglia di ripartire, soprattutto per me stesso, come professionista, come imprenditore, soprattutto per invece i miei collaboratori. I posti di lavoro ci devono mantenere. Guarda, sinceramente c'è tanta voglia di riprendere, però c'è anche tanta paura, quindi la cosa più importante è riuscire a rimanere in sicurezza e poter fare il nostro lavoro nel migliore dei modi, con tutte le precauzioni possibili. Come vi siete organizzati voi proprio a affrontare questa ripartenza? Fai conto che tendiamo a misurare la temperatura a tutti i clienti che entrano in azienda, abbiamo tutto un kit monouso per tutti i clienti. Noi lavoriamo con mascherine, visiere, guanti monouso, c'è un uso del monouso incredibile. Fortunatamente siamo riusciti a organizzarci al meglio in questa cosa, mantenendo le giuste distanze, anche con le postazioni, una postazione si lavora, una no, in modo tale che non ci sia il contatto tra i clienti. Come pensi che possa evolvere tutto ciò? Io mi auguro che la cosa possa volgere al termine il prima possibile per avere la ripartenza e ritornare alla nostra normalità, cioè quella che sono gli abbracci tra le persone e gli incontri che si facevano con allegria prima in giro. Io sono abbastanza prevenuta, nel senso mi piace che sta tornando tutto piano piano alla normalità, però bisogna stare comunque attenti, perché mi rendo conto da ragazza, da una ventenne, che molti della nostra età non hanno coscienza del pericolo che comunque corriamo. Pensi che i giovani siano un po' più spericolati? Sì, rispetto agli adulti sicuramente, perché adesso uscendo si vedono le piazze piene, insomma molti non mantengono le distanze di sicurezza, la mascherina e tutte le precauzioni necessarie. La città di Cosenza reagendo in molto sorprendente, nel senso noi a livello di attività stiamo avendo difficoltà per il distanziamento delle persone, nonché controlli continui da parte delle forze dell'ordine, nonché spese esagerate per la riapertura, nel senso comprare pistole, comprare disinfettante e altre cose,
per cui dopo 2 mesi di chiusura immaginatevi che difficoltà economiche. La città sta rispondendo bene, penso che si sta ritornando piano piano ai ritmi normali, soprattutto vedo le persone che stanno molto attente a tutte le norme di sicurezza imposte nei vari decreti, e anche noi ci siamo, diciamo, come si può vedere dal manifesto che abbiamo attaccato all'esterno, organizzati per dare più sicurezza ai clienti. Finalmente possiamo goderci anche una giornata di almeno sole. una giornata di sole, meglio così che peggio. Come pensa che stia effettivamente in reagendo la città di Cosenza? Sembra che la città di Cosenza sembra che reagisce bene, speriamo che non facessero tante movite, perché ancora non siamo ancora fuori totalmente. Diciamo che ancora sta reagendo molto a rilento, diciamo che è un po' una cosa generale. Ancora la stiamo soffrendo la situazione della chiusura e del lockdown, anche perché ancora molta gente ha remore ad entrare in determinate attività come possono essere i bar, i ristoranti. Un po' c'è da soffrire. Sei preoccupato? Diciamo che cerco di essere fiducioso, perché sennò noi attività dovremmo già chiudere. Comunque vada, a casa abbiamo famiglia, in un modo o nell'altro dobbiamo reagire. Stiamo cercando di pensare, di inventarci qualcosa anche per loro. Allora, è molto difficile, però da quello che vedo stiamo reagendo bene. Sicuramente c'è chi ha più difficoltà, chi meno, però un po' tutti ci stiamo impegnando nella ripartenza, appunto per ripartire nel migliore dei modi. Si è parlato così tanto di questa cosiddetta movida. Secondo te è giusto che ancora i locali non sono pienamente aperti, ecco, in attività ad accogliere comunque situazioni danzanti? Allora, per quanto mi riguarda, fanno bene a riaprire e quindi ad accogliere persone. L'unica cosa, magari dovrebbero, diciamo, rispettare un po' le regole, ecco. Sei preoccupato? No, la verità, io ho preoccupato per il coronavirus zero. La città, a mio parere, non può più aspettare, perché ci sono state conseguenze economico-sociali molto gravi. Basti pensare tutte le vetrine che purtroppo troviamo le serrande abbassate e che non riapriranno più per questo bruttissimo periodo. Da un lato sono stati tutti i cittadini responsabili per la propria salute, mentre però dall'altro lato hanno danneggiato tutte le attività commerciali. Sì, da una parte è giusto, perché il virus ancora c'è, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo avere le giuste precauzioni. Tu come stai vivendo questa ripartenza? Ma è una ripartenza un po' a rilento, però comunque bene, si sta lavorando e non è ovviamente come prima, però piano piano si riparte. Quando già credevo di esserci riuscito, soprattutto
L'alba di un nuovo giorno, a noi non resta che ripartire.